Iniziata la fase di vaccinazione per gli over 80, ma le procedure per prenotarsi risultano difficoltose. La Côte di Cosenza presa d'assalto e la linea telefonica va in tilt. Dopo la sospensione di Antonio Belcastro, la Regione non nomina il sostituto e la gestione dell'emergenza pandemica procede a fari spenti. Oggi 3 morti e 194 nuovi contagi, in crescita nel Vibonese. Il procuratore della DDA di Catanzaro, al termine della requisitoria davanti al GUP distrettuale, ha chiesto 84 condanne e 6 assoluzioni per gli imputati nel processo Rinascita Scott che hanno chiesto rito abbreviato. Le mani dei clan sugli appalti pubblici a Reggio Calabria, 5 le persone arrestate, avrebbero chiesto il pizzo a un imprenditore impegnato nella ristrutturazione del corso principale della città. Sigilli al patrimonio del clan Iannazzo e Lamezia Terme, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 1 milione di euro. Buonasera dalla redazione del TG10, è iniziata la fase di vaccinazione, la seconda destinata agli over 80, ma naturalmente siamo in una fase di rodaggio e non mancano i problemi. Cominciamo da Cosenza, dove le prenotazioni sono risultate molto difficoltose, c'è stato da aspettare in linea per prenotarsi e la Côte di Cosenza è stata presa d'assalto, ma vediamo com'è andata. Chi deve telefonare a questo numero e perché c'è tanta difficoltà a mettersi in contatto e prenotarsi? Allora, il numero di richieste è talmente elevato che poi si intasano le linee. Addirittura noi stamattina abbiamo aumentato da 2 a 8 linee dedicate per cercare di rispondere. Ma malgrado questo c'è stato un po' di intasamento che ha determinato un ritardo anche nelle risposte. La questione è molto chiara, dobbiamo tranquillizzare tutti quanti perché domani faremo una riunione operativa e da sabato già partiamo con gli ottogenari a Cosenza, ma in tutta la provincia oggi io ho distribuito qualcosa come 1200 vaccini che saranno somministrati agli ottogenari, quindi la macchina sta partendo e da sabato sarà operativa anche a Cosenza abbiamo un piano A per quanto riguarda la palestra che ci ha messo il comune a disposizione, la palestra accanto alla sede USCA che stiamo lavorando con dei box, quindi 6 box e quindi 6 ambulatori. E questi non so se saranno pronti già sabato mattina o da lunedì. Qui devono chiamare soltanto le persone di Cosenza e di Rende che devono prenotarsi per il vaccino, non le persone fragili perché... Le persone fragili invece avranno un altro percorso. Domani decideremo, ma posso in qualche modo anticipare che saranno stabilite le sedi ospedaliere degli SPOC della provincia, quindi Rossano Corigliano Castrovillari e poi sul Tirreno Paola Cetraro, in più ci sarà anche Acri. E lì saranno fatte le persone fragili, a cui noi teniamo particolarmente, in particolar modo il commissario straordinario. I medici di base invece come saranno coinvolti in questa catena della vaccinazione? I medici di base si occuperanno degli ottogenari, quindi gli ottantenni. Devo dire che si stanno mettendo di buona lena a disposizione, si stanno preparando per questa cosa molto importante. I vaccini ci sono. Quindi dobbiamo solamente lavorare. Da sabato saremo su tutta la provincia presenti in maniera costante e continua fin quando tutti gli ottantenni non avranno avuto la dose di vaccino. I cittadini solo i cittadini di Cosenza e Rende, in questa prima fase si tratta degli anziani, quindi gli ultra ottantenni, possono telefonare a questo numero 83 55 83. Si prenderà in un elenco, saranno inseriti i nominativi in un elenco, poi sarà l'ASP a richiamare queste persone e indicare loro il giorno e il luogo per la vaccinazione. Andiamo adesso a Reggio, dove non sono mancati problemi e polemiche.
Caos e assembramenti a Reggio Calabria per la somministrazione del vaccino anti-Covid agli ultraottantenni. Questo è quanto accaduto nel centro vaccinale allestito dall'azienda sanitaria provinciale nella sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale. Anziani in fila che attendono il loro turno per essere vaccinati. Ci sono anche ultraottantenni disabili sulla sedia a rotelle. Tanti i disagi per gli ottogenari in coda per ore in attesa della somministrazione della prima dose del vaccino. Tantissime le persone assiepate davanti alle porte, tanto che sono dovuti intervenire anche i carabinieri. Una situazione che mette a rischio contagio gli anziani e i familiari che li accompagnano. Non è molto organizzato, per cui siamo venuti qua stamattina e ci siamo dovuti prenotare. Siamo arrivati verso le 9 e poi ci hanno detto di tornare a mezzogiorno. Certo, c'è molto assembramento, quindi il servizio ovviamente pecca. Sarebbe il caso di individuare, secondo me, altri siti e comunque disciplinare meglio anche le chiamate, perché così non è molto organizzato. Ovviamente chi viene e deve attendere qui è un po' un disagio. Vengono gli over 80 dal 41 in poi, si prenotano con una scheda di anamnesi e di consensi informati, danno un numero, attendono di essere chiamati e nell'arco di massimo un paio d'ore vengono chiamati. Diciamo che si poteva organizzare meglio. Il punto vaccinale allestito a Palazzo Campanella al centro in queste ore dunque di molte polemiche, modalità definite paradossali dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Palcomatà. Ebbene, dicevamo dei medici di base, c'è il loro giudizio su questo avvio a macchia di leopardo della vaccinazione e poi c'è una situazione che riguarda la burocrazia che, come al solito, come avviene in Italia, è davvero un ostacolo per molti soggetti soprattutto. Calabria ha diverse velocità per quanto riguarda le vaccinazioni. Il segretario regionale della FIMG, Rosalbino Cerra, evidenzia come a Cosenza si sia partiti con il piede giusto, ma non è stato così in tutte le aree della regione. A Cosenza siamo avanti, quello che a me dispiace è che la regione Calabria tutta quanta non sia avanti come Cosenza, perché Cosenza in qualche modo si sono resi conto che le linee non erano sufficienti, c'è molta attenzione da parte del Dipartimento di Igiene Pubblica, quindi hanno aumentato le linee. Devo dire, per tranquillizzare tutti i pazienti, non c'è bisogno di correre subito il primo giorno a prenotarsi perché i vaccini ci dicono che ci sono, quindi sarete vaccinati tutti quanti in un tempo che appena la macchina parte sarà un tempo abbastanza rapido. Diciamo da Catanzaro che c'è un accordo pieno su quello che sarà il programma, cominceranno anche a Catanzaro sabato. Ci sono ancora delle aree della Calabria che sono invece indietro. Io mi sarei aspettato che ci fosse stato lo stesso scatto in tutta la Calabria, velocizzando questo tipo di vaccinazione, così non è stato. Ci sono delle aree più veloci come quelle di Cosenza, Catanzaro oggi si è aggiunta, in parte Vibo avranno riunione, però io mi aspettavo una maggiore velocità. Certo, come al solito, la procedura burocratica è alquanto complicata, moduli, firme, postille, una documentazione necessaria, ma di sicuro non facile da compilare. L'Italia ha un deficit, secondo me c'è un'ossessione burocratica, un delirio burocratico lo chiamo io, perché vede tutti quanti questi piccoli crocettine, quando mi sono vaccinato io stesso ho avuto da perdere un sacco di tempo nel compilarle correttamente. Io sono un medico, sono una persona diciamo che ha avuto un'istruzione, immagini un poverino che diciamo fa un altro lavoro e che chiaramente ha mille difficoltà a compilarlo. Si sarebbe potuto semplificare il consenso informato e rendere molto più rapido la vaccinazione. Però le ripeto, questo è un difetto di noi italiani, io lo chiamo il delirio burocratico. Ecco, e in tutto questo, dopo la sospensione di Antonio Belcastro, che era il delegato per l'emergenza, la Regione non ha nominato il sostituto e la gestione di questa situazione pandemica procede a fari spenti. Vediamo.
Il piano vaccinale resta sulla carta in Calabria se non fosse per l'iniziativa singola di alcuni comuni che hanno avviato le vaccinazioni agli over 80 come San Fili, Rende e dalla prossima settimana Morano e Laino Borgo in provincia di Cosenza, Santo Stefano d'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria, solo per citarne alcuni. Altri si stanno organizzando, ma nonostante le riunioni come quella di inizio settimana all'ASP di Cosenza, incontro operativo della task force a porte chiuse, la situazione resta di grande confusione e i dati confermano ancora oggi che la nostra regione è ultima per somministrazione di vaccini, si è fermi al 56,7%. A questo va ad aggiungersi il vuoto gestionale dopo lo stop imposto ad Antonio Belcastro dal Tribunale Bruzio. In realtà dovrebbe essere il commissario alla sanità Guido Longo a nominare il successore di Belcastro, così prevede la normativa, ma nel Palazzo della Cittadella si ritiene difficile che la scelta possa avvenire senza il coinvolgimento dei vertici regionali e dunque del presidente facente funzioni Nino Spirli. Si fanno alcuni nomi come il direttore generale del Dipartimento Sanità in Calabria, Francesco Bevere, di Francesco Varone, responsabile della protezione civile. La fumata bianca ancora non c'è e il lavoro avviato da Belcastro è dunque fermo. Come se non bastasse, il numero di positivi in rialzo al Dipartimento Salute ha di fatto spostato tutti i dipendenti in smart working. Il Covid intanto continua a mietere vittime. 3 in provincia di Cosenza. Si tratta di un uomo di 70 anni di Cassano allo Ionio, un 62enne di Altomonte e un 80enne di Vaccarizzo Albanese. Vediamo in estrema sintesi i dati del bollettino, si confermano questi 3 decessi, ci sono 179 nuovi contagi, un dato in calo con lo stesso numero di tamponi, vediamo un po'. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 544.654 soggetti, più 2.343 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 37.292, più 194 rispetto a ieri. I casi di oggi sono stati registrati a Cosenza 46, Catanzaro 15, Crotone 16, Vibo Valentia 39, Reggio Calabria 72. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 186 nei reparti di malattie infettive e 17 nelle terapie intensive, 3 vittime nelle ultime 24 ore, 674 in totale dall'inizio della pandemia. L'osservazione dei dati ci dice che ci sono delle aree della Calabria che hanno delle situazioni particolari. Secondo la Fondazione Gimbe e il Vibonese in questo momento l'area da attenzionare maggiormente per l'incremento dei numeri nelle ultime settimane. E poi per quanto riguarda la vaccinazione, la Calabria risulta indietro in diversi coefficienti che riguardano la vaccinazione degli ultraottantenni e non solo. Sentiamo. Un forte incremento di positivi al Covid-19 si è registrato nella provincia di Vibo Valentia nella settimana del 17-23 febbraio e quanto rileva la Fondazione Gimbe, che parla di un incremento di oltre il 20% rispetto alla settimana precedente. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi nel Vibonese sono stati 39. Nella stessa settimana, inoltre, secondo Fondazione Gimbe, in Calabria risulta in peggioramento l'indicatore relativo alle persone testate per 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente. Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Riguardo alla percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, per Fondazione Gimbe questa è dell'1,78% contro la media nazionale del 2,25%. La percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è dello 0,9% contro la media nazionale del 2,9%. Secondo i dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco, gli over 80 che hanno ricevuto il vaccino sono 3.960, 148 gli appartenenti alle forze armate, 155 il personale scolastico, 60.193 gli operatori sanitari e sociosanitari, 17.424 gli operatori non sanitari, 5.867 gli ospiti delle strutture residenziali. Questi numeri di tamponi e vaccini. Adesso cambiamo argomento, andiamo a parlare di Rinascita Scott, il procuratore della DDA di Catanzaro. Al termine della requisitoria davanti al giudice per l'udienza preliminare distrettuale ha chiesto 84 condanne e 6 assoluzioni per gli imputati nel processo con rito abbreviato.
Si avvia verso la conclusione il processo Rinascita Scott per i 90 imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Nell'aula bunker di Lamezia Terme, dinanzi al GUP distrettuale, il procuratore della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri, al termine della requisitoria, ha chiesto 84 condanne per complessivi 801 anni di reclusione e 6 assoluzioni. Tra le persone per le quali sono state avanzate richieste di condanna, i collaboratori di giustizia di Vibo, Bartolomeo Arena, Gaetano Cannate e Michele Camillò, oltre ad Emanuele Mancuso di Nicotera, Rampollo, dell'omonimo clan di Limbadi e figlio di Pantaleone Mancuso alias l'ingegnere. Ci sono poi diverse figure apicali dei clan come Domenico Camillò, 79 anni, indicato quale capo dell'Andrina di Vibo dei Pardea Camillò Macri, per il quale sono stati chiesti 20 anni di carcere. Stessa pena invocata tra gli altri per Pasquale Gallone, elemento apicale della Cosca Mancuso, considerato il braccio destro del boss Luigi, per Gregorio Gasparro, che comandava insieme a Saverio Razionale e a Rosario Fierè, imputati nel processo con rito ordinario, la Cosca di San Gregorio di Ippona, e ancora per Domenico Mommo Macri, capo insieme a Camillò del sodalizio criminale di Vibo Valencia. Nel blitz Rinascita Scott, che scattò, lo ricordiamo, il 19 dicembre del 2019, furono arrestate 334 persone, 416 gli indagati, mentre gli imputati successivamente sono diventati 452. Tra le accuse contestate a vario titolo: associazione mafiosa, concorso esterno, omicidio, tentato omicidio, estorsione, traffico di influenze illecite. La prossima udienza del processo con il rito abbreviato è fissata per il 12 marzo, giorno in cui inizieranno le discussioni degli avvocati. Le mani dei clan sugli appalti pubblici a Reggio Calabria. 5 le persone arrestate avrebbero chiesto il pizzo ad un imprenditore impegnato nella ristrutturazione del corso principale della città. Vediamo. Nuovo corso è il nome dell'operazione antidrangheta scattata questa mattina a Reggio Calabria al termine di un'indagine della Polizia di Stato. Gli uomini della squadra mobile hanno dato esecuzione a 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di uomini organici o contigui alla Cosca De Stefano. Dall'inchiesta coordinata dalla DDA emerge che in campo di estorsioni il clan De Stefano continua ad essere attivo e sempre ben efficiente. La denominazione nuovo corso è dovuta al fatto che i De Stefano misero gli occhi e le mani sul rifacimento di Corso Garibaldi, salotto della città dello Stretto, e di Piazza Duomo, che sorge proprio in uno spazio della via considerata più in da regini e visitatori, unitamente al lungomare Falcomatà. I De Stefano vessavano gli imprenditori che si erano aggiudicati l'ambito appalto, in particolare Francesco Siclari, noto imprenditore reggino, e un suo collega proveniente da un'altra provincia calabrese avevano subito gravi pressioni. L'indagine della polizia ha confermato il costante condizionamento da parte della Cosca. Siclari e il suo collega sono stati costretti infatti per la sola pavimentazione di Corso Garibaldi a versare in più tranche 80.000 euro. Rispetto al valore complessivo dell'opera, Siclari corrispose il 20%, l'altro imprenditore l'80%. I pagamenti avvenivano ad ogni avanzamento dei lavori, regolarmente saldati dal comune di Reggio Calabria. Supporto all'inchiesta è arrivato dalle stesse vittime dell'estorsione e dal collaboratore di giustizia Maurizio De Carlo. Adesso una notizia dalle agenzie: resta domiciliari l'assessore al bilancio della Regione Calabria, attualmente autosospeso, e segretario regionale dell'UDC Francesco Talarico, indagato dalla DDA di Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta Basso Profilo con l'accusa di associazione per delinquere e scambio elettorale politico mafioso aggravati dal metodo mafioso, lo hanno deciso i giudici del Tribunale del Riesame. Vediamo invece un altro servizio che riguarda i sigilli posti al patrimonio del clan Iannazzo di Lamezia Terme. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 1 milione di euro. Sigilli apposti questa mattina dai finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro a ville, 4 fabbricati, 6 terreni, un'autovettura e diversi rapporti bancari. I beni sequestrati ammontano a 1.160.000 euro. Destinatari del provvedimento Francesco Iannazzo e il figlio Emanuele, ritenuti appartenenti all'omonima famiglia di 'ndrangheta operante nel territorio di Lamezia Terme. I 2 presunti esponenti della cosca confederata Iannuzzi Cannizzaro da Ponte erano stati coinvolti nell'operazione Andromeda, culminata nel maggio 2015 con l'esecuzione di numerosi arresti. Secondo gli inquirenti, la famiglia Iannazzo, tra quelle dell'Ametino, è caratterizzata da un'idea tradizionale di cosca mafiosa, oltre che dedita ai reati ricompresi negli ambiti tradizionali di interesse criminale. Costituisce per gli investigatori un esempio tipico di famiglia imprenditoriale capace di avvalersi di un fittissimo reticolo di imprese intestate
state o comunque facenti capo a esponenti della famiglia. L'operazione di oggi, coordinata dal procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e dall'aggiunto Capomolla. Le indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di ricostruire gli ingenti patrimoni di padre e figlio, i cui valori sono risultati sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati da loro e dai loro familiari. Ancora cronaca, un ordigno è esploso nel pomeriggio a Rende sotto un'auto parcheggiata in via Giovanni XXIII. A denunciare l'accaduto una donna che è proprietaria della vettura. L'auto è rimasta danneggiata, non ci sono stati per fortuna danni a persone. Sul posto i carabinieri della compagnia di Rende per delimitare la zona ed effettuare i primi rilievi. Quanto si è appreso, l'ordigno artigianale è deflagrato sotto la ruota posteriore del veicolo e sono in corso indagini per accertare chi siano, per scoprire chi sono gli autori del video del gesto e per capire se l'atto intimidatorio fosse indirizzato alla proprietaria dell'automobile. Adesso l'economia con la nostra rubrica di borsa. Le borse europee perdono terreno nel finale e chiudono contrastate in scia al peggioramento di Wall Street. La prospettiva di nuovi stimoli fiscali, i progressi sui vaccini e le rassicurazioni della Fed sul mantenimento di una politica monetaria accomodante hanno infatti alimentato le aspettative per un recupero dell'economia più rapido delle attese. Ipotesi rinvigorite anche dagli ultimi dati americani relative alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, al PIL del quarto trimestre, agli ordini di beni durevoli a più 3,4% a gennaio. Torna in primo piano anche il rialzo del rendimento obbligazionario, con il Treasury a 10 anni sui massimi da un anno in area 1,47%. Nei giorni scorsi Jerome Powell ha affermato che il movimento è legato alle aspettative di miglioramento dell'economia e sarà transitorio, ma tra gli operatori restano vivi timori legati a un'inflazione fuori controllo. Così il FTSE MIB di Milano e il FTSE 100 di Londra archiviano in flessione dello 0,1%, debole anche il DAX di Francoforte a meno 0,7%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,2%, mentre l'Ibex 35 di Madrid è in controtendenza a più 0,6%. A Wall Street arretrano il Dow Jones a meno 0,6%, l'S&P 500 a meno 1,1% e il Nasdaq a meno 1,6%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,222 e il cambio tra il biglietto verde e lo yen si apprezza a 106,3. Tra le materie prime in lieve rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,2% a $66,3 e il VTI a più 0,7% a $63,7. Per quanto riguarda l'Italia, il BTP Bund si amplia a 102 punti base, con il rendimento del decennale italiano in ascesa di quasi 12 basis point allo 0,8%. Tornando a Piazza Affari, focus di giornata sui petroliferi, con Tenaris a più 13,7%, spinta dai risultati trimestrali superiori alle attese, mentre Saipem chiude a meno 9,3% dopo i conti. Il rialzo di Asorin a più 3,7%, mentre scattano i realizzi su Telecom Italia a meno 2,8% dopo gli acquisti di ieri. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E adesso il meteo, le previsioni per le prossime ore con gli esperti meteo di Calabria. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Tutto il paese continua ad essere protetto da un vasto campo anticiclonico che garantisce condizioni di bel tempo diffuso con temperature sopra le medie del periodo. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo generalmente sereno ovunque con temperature stazionarie sopra le medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani mari calmi con venti deboli a regime di break. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.